Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Omicidio per Santi Mattarella, sono tanti gli omissis e i non ricordo dell'ex prefetto Piritore davanti al GIP di Palermo. Il funzionario è ai domiciliari ma si dichiara innocente. Catania aggredisce e maltratta per anni la moglie, arrestato un 45enne, un altro marito violento finito in carcere poche ore prima si procura un cellulare e chiama alla donna maltrattata. Movida selvaggia a Palermo, una lite tra coetanei in via Chiavetteri in piena zona rossa finisce a coltellate, ferito un 35enne. Boom di candidature per le assunzioni legate alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, quasi 4.000 in appena 24 ore sul sito di WeBuild. A Catania persino i monumenti trasformati in discariche abusive. Vi mostreremo le condizioni di Torre del Vescovo e nel rione Antico Corso. Ultimi sprazzi d'estate in Sicilia, mentre sull'Etna si raccolgono castagne e funghi, c'è chi approfitta delle temperature vicine ai 30 gradi per gli ultimi bagni di stagione. Ad Augusta riapre al pubblico l'hangar per dirigibili e idrovolanti, un colossale edificio di interesse storico realizzato a inizio Novecento. Calcio in Serie B, prima sconfitta stagionale per il Palermo che cade a Catanzaro, decisivo un gol di Sissé. In Serie C Catania in campo al Massimino contro la capolista Benevento, nell'anticipo di ieri poker del Siracusa al Casarano. Ancora buongiorno e buona domenica, apriamo ancora il nostro telegiornale con il delitto Piersanti Mattarella, avvenuto nel 1980. Emergono particolari nuovi dal racconto dell'ex prefetto Filippo Piritore nell'interrogatorio davanti al GIP di Palermo. Lui si dichiara innocente, sono tanti i non ricordo nella sua testimonianza. Il servizio di Orazio Longo. Teso, nervoso, Filippo Piritore, l'ex funzionario che secondo l'accusa nell'inchiesta sull'omicidio di Piersanti Mattarella, coordinata dalla Procura di Palermo, mentendo avrebbe contribuito a fare perdere le tracce del guanto destro in pelle lasciato il 6 gennaio del 1980 nella Fiat 127 usata per la fuga da uno dei killer. Durante l'interrogatorio davanti al GIP ha vuoti di memoria ma si professa del tutto innocente. Entro in uno stato di confusione e ansia, spiega l'ex prefetto che tramite i suoi legali ha annunciato il ricorso contro la misura degli arresti domiciliari. Avrò detto una cosa interpretata male, dice ancora, ma non ho occultato nulla. Secondo la ricostruzione fatta ai PM nel 2024, il funzionario aveva detto di avere dato il guanto a un agente della scientifica che lo avrebbe poi dato all'allora PM Piero Grasso, ma entrambi hanno smentito. Il giorno del delitto di 45 anni fa sono stato contattato a casa e mi sono recato sul posto dove era stata trovata l'autovettura. Non ricordo chi c'era, ma qualcuno era già lì, conclude Piritore. Ed ecco che torna il tema del depistaggio costante nei delitti eccellenti e nelle stragi di mafia, da Mattarella a Borsellino, quel depistaggio istituzionale incrociato da interessi criminali ed eversivi. Di questo è convinto anche Salvatore Butera, già consigliere e amico intimo dell'ex presidente della regione. Per lui, come per l'ex PM Agueci, la pista nera rimane un punto fermo nonostante le assoluzioni definitive. Dopo 45 anni si sta cercando con Lumicino la verità, ha detto Butera. Ora si scopre un depistaggio di cui tutti sospettavamo da anni. Forse ci sono altri depistatori. Quei legami tra Cosa Nostra, versione nera e pezzi deviati dello Stato, triste refrain di una storia politica e civile, ancora oggi piena di buchi. Ancora violenze domestiche a Catania, arrestato un 45enne che per anni ha vessato, aggredito la moglie. Non uscire più di casa, ti macino la testa, queste le parole raccolte dagli inquirenti che sono giunti sul posto. Un episodio a distanza di un altro episodio gravissimo che vi abbiamo documentato, filmato con le telecamere all'interno di un negozio, sempre a Catania. Servizio di Roberta Lunghi. Se ti voglio prendere e scannare, lo faccio dove voglio io, vengo a casa, butto giù la porta e ti macino la testa. È solo una delle frasi emblema del comportamento violento e sprezzante di un uomo di 45 anni di Catania, rifiutato e allontanato dall'ex convivente. Uno stop giunto dopo anni disperati, fatti di violenze continue e vessazioni, figlie di gelosia ossessiva e di un attaccamento morboso. Stanca e impaurita, la donna si è rivolta alla polizia di Catania ed è da lì
che ha cominciato a vedere la luce fuori dal tunnel. Ha raccontato una sequenza prima di minacce per futili motivi, dopo aver pubblicato ad esempio foto contenuti sui social. Dalle parole ai fatti il passo è stato breve e così gli investigatori hanno raccolto i racconti dolorosi della donna colpita alla schiena anche davanti alla figlia minorenne, dopo aver staccato i cavi del contatore elettrico di casa. I poliziotti hanno rintracciato il 45enne nel quartiere Picanello proprio nei pressi della casa dell'ex compagna e lo hanno arrestato. Un'altra inaccettabile vicenda giunge così a distanza di pochi giorni da un altro fatto sempre a Catania, in cui le botte nei confronti di una donna sono questa volta state documentate attraverso immagini di sorveglianza di un esercizio commerciale. Le pedate inferte alla moglie riversa per terra proprio nella parte del corpo appena operate restano nella mente di chiunque abbia visto quelle immagini diffuse dalla polizia. L'uomo, imperterrito anche dal carcere, ha continuato a chiamare la moglie ancora in ospedale. E adesso ci spostiamo a Palermo, dove vi raccontiamo ancora episodi di violenza nella movida. Una lite finisce a coltellate in piena zona rossa, in via dei Chiavetteri. Il servizio di Angelo Gagliano. Accoltellato nella notte a Palermo, in piena zona rossa. Un 35enne ricoverato all'ospedale Villa Sofia. L'uomo non è in pericolo di vita. Nulla tiene dunque rispetto alla deriva di violenza in città, dove spuntano i coltelli a segnare nel sangue liti scoppiate spesso per futili motivi. Alle 3:30 in via Chiavetteri, uno dei baricentri della movida palermitana, ricadente in una delle zone predisposte dal prefetto di Palermo Mariani per evitare nuovi episodi come quelli che hanno portato alla morte di Paolo Taormina, 2 fendenti sono stati sferrati contro la vittima, uno dietro il collo, l'altro al braccio, durante una lite. A ferire l'uomo un coetaneo con piccoli precedenti penali che sarebbe stato già identificato. La polizia che conduce le indagini sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione, ascoltando alcuni testimoni e acquisendo anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, dove per la paura si è scatenato il fuggi generale. Adesso parliamo del ponte sullo Stretto di Messina. L'opera ancora deve nascere, però arrivano una valanga di richieste di assunzioni, oltre 4.000 in poco meno di 24 ore, e sul sito WeBuild che ha aperto le candidature. Intanto però si attende la decisione della Corte dei Conti proprio sulla realizzazione del ponte. Il servizio di Francesco Triolo. 4.000 istanze per le selezioni di personale di WeBuild per il ponte sullo Stretto di Messina è la risposta ai tanti giovani siciliani e calabresi dopo l'avvio delle procedure di assunzione da parte della società che dovrà realizzare la grande infrastruttura. Il sito ufficiale del gruppo ha registrato nelle ultime 24 ore ben 50.000 accessi. L'apertura delle assunzioni da parte del consorzio Eurolink e di WeBuild era attesa da 2 anni. Per la Lega, attraverso la deputata Valeria Sudano, è la più chiara risposta a certa politica avvezza ai no. Per il collega Anastasio Carra il ponte è lavoro vero per migliaia di giovani con la voglia di costruire un'opera storica e unire nord e sud. Intanto si ingarbuglia la matassa legata alla decisione della Corte dei Conti sulla delibera del CIPES da approvare entro il 7 novembre. I giudici contabili, dopo il deferimento all'organo collegiale sulla decisione della delibera del CIPES e dopo l'udienza fissata per il 29 ottobre, potrebbero rivolgersi alla Corte Costituzionale per i dubbi sulle norme che hanno ridato vita all'iter. Il rischio è che ci sia la necessità di riavviare tutto l'iter in seno al Comitato Interministeriale. Diventa dunque difficile immaginare che fra qualche settimana possano aprire già i primi cantieri, secondo gli annunci del ministro Matteo Salvini. Adesso a Catania vi mostriamo le condizioni di un monumento che si trova nel rione Antico Corso. Si tratta di Torre del Vescovo, praticamente trasformata in una discarica di rifiuti. È andato per noi Tonino De Mano. Un monumento al degrado e all'incuria, altro che fortezza medievale, altro che attrazione turistica. Torre del Vescovo, l'unica cosa che attrae sono gli incivili, che depositano spazzatura giorno e notte, trasformandola in discarica, una delle tante presenti a Catania. E i rifiuti sono anche al di là delle grate in metallo, dove si notano secchi, bidoncini, vecchie casse musicali in legno e tanto altro. Storia oltraggiata, memoria dimenticata.
Il Medioevo, il 1100, il 1300, il 1500 come Rinascimento addirittura sembra non essere mai passato da qui. Cioè questa città non ha memoria di se stessa. L'importanza di questo monumento è l'esistenza di una cortina difensiva del 1100 rinforzata poi appunto da queste torri nel 1300 e successivamente nel 1500 con altri sbarramenti. Adesso bisogna fare una cortina difensiva, sì, ma per evitare sacchetto selvaggio. Assolutamente, sì, sarebbe una vera vittoria. Ecco. Eppure si tratta di un sito inserito in importanti percorsi turistici che meriterebbero maggiori attenzioni. Questi fatti sono veramente molto gravi per la città di Catania perché creano un danno di immagine turistica veramente notevole. E quasi quasi bisogna anche ringraziare questa automobilista che ha deciso di parcheggiare il proprio SUV davanti alla Torre del Vescovo. Almeno la presenza della macchina è servita per occultare parte della spazzatura. Adesso parliamo invece di questa estate fuori stagione, è proprio il caso di dirlo, o comunque di un pazzo autunno, mentre sull'Etna si raccolgono castagne e funghi, c'è ancora che, grazie alle temperature, riesce a fare i bagni perché le spiagge sono tutte affollate in Sicilia. Il servizio di Desiree Ferlito. È quel tipico contrasto a cui ormai i siciliani sono abituati. Le castagne tipiche del mese di ottobre che ricordano inesorabilmente che l'autunno cavalca verso l'inverno. La gente se vuole comprare le castagne, il momento giusto è questo, non c'è altro da fare. E i 30 gradi di una domenica quasi estiva. Qua siamo sempre state, comunque da sempre, a quanto ho capito. Oggi siamo contenti, da una parte, dall'altra parte un pochettino ci manca un pochettino di fresco. Le castagne per esempio le avete comprate, signora? Ancora no. È perché c'è troppo caldo e quindi non è tempo per adesso, non ci ispira. A San Giovanni Licuti, a dire il vero, l'estate non è mai finita. Traffico in tilt nelle strade di collegamento delle principali spiagge. In A18, in prossimità dello svincolo di Taormina, la coda è lunga diversi chilometri. Si confonde le castagne con il mare, ma è una cosa che non avevo visto da tanto tempo, no? Un po' come l'Etna e il mare, le castagne o la granita, una contraddizione che regala al capoluogo etneo tutta la bellezza di giornate da interpretare così come viene. Ci sono persone che vanno in montagna, altre persone, e noi abbiamo deciso di andare oggi, prendere questa bella giornata, approfittare e fare un bel bagno qui. Le castagne le hai già comprate? Certo, a voglia, molto buone, qui è tipico naturalmente. E ora ci mangiamo anche una bella granita. Per me le castagne significa inverno, quindi impossibile. E se ugualmente si ha il desiderio di sapori autunnali, ecco pronta la soluzione. Sa cosa mi hanno detto una volta? Una signora ha comprato delle castagne e mi ha detto: sa dove li vado a mangiare? Non lo so, signor, li vado a mangiare a mare. Madonna mia, a mare andavo a mangiare le castagne. Adesso ci spostiamo nel siracusano, esattamente ad Augusta, dove dopo anni di chiusura, grazie all'iniziativa La Via dei Tesori, è stato riaperto l'hangar per i dirigibili. Tantissimi visitatori nel primo di 3 fine settimana, appunto, in cui si potrà osservare e ammirare questo edificio, un enorme casermone che è stato realizzato agli inizi del Novecento e ha resistito, pensate, anche al terremoto degli anni 90. Il servizio di Francesco Aloi. C'è chi lo definisce una cattedrale nel deserto. L'hangar per dirigibili di Augusta era chiuso da più di 10 anni e la curiosità di scoprirlo è tanta. Lei conosceva questo hangar? No, io in realtà no, e mio marito appassionato di storia sapeva di questo hangar e siamo venuti apposta da Catania per visitarlo oggi che è aperto. Da ragazzini ci si veniva a fare passeggiate e purtroppo piange il cuore a vederlo così ancora in questo stato. Speriamo che qualcosa si possa smuovere. Doveva servire per ospitare i dirigibili durante la Prima Guerra Mondiale, ma i lavori, iniziati nel 1917, si conclusero 2 anni dopo la fine del conflitto. Ma ha ospitato 2 dirigibili, l'OS e l'N2, progettati dall'ingegnere Umberto Nobile. Questi 2 dirigibili hanno avuto poi lo scopo di fare rilevazioni meteorologiche. Una struttura
struttura che comunque è diventata un modello, l'unico hangar rimasto in Italia che ha resistito al tempo. Non lo ha buttato giù nemmeno il terremoto del 90. E infatti degli ingegneri giapponesi sono venuti a verificare la solidità della struttura stessa e studiarne i sistemi, proprio per capire come è stato possibile che un edificio così antico, ma costruito per l'epoca con sistemi straordinariamente all'avanguardia, sia resistito al terremoto. La proprietà è del Demanio Marittimo, che ha indetto un bando che scadrà l'11 dicembre, proprio per poter rendere sempre fruibile l'area. Intanto questo è stato il primo dei 3 weekend di apertura straordinaria. Lo aspettavano, questa riapertura era molto attesa dal territorio, con grande interesse e grande curiosità. E adesso a Caltanissetta, perché c'è una speranza per chi soffre di emicrania cronica. Anche all'ospedale Sant'Elia, appunto, di Caltanissetta è disponibile una nuova terapia alla tossina botulinica. Ci spiega cos'è in questo servizio Rita Cinardi. La tossina botulinica per il trattamento delle forme resistenti di emicrania. La terapia innovativa con rarissimi effetti collaterali da oggi sarà somministrata anche all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e migliorerà in modo significativo la qualità di vita di molti pazienti. Una novità non di poco conto se si pensa che nelle 3 province di Caltanissetta, Enna e Agrigento circa 150.000 persone soffrono di cefalea. Ora tra le possibilità di cura rientra anche la somministrazione della tossina botulinica, la stessa sostanza usata in medicina estetica, ma con finalità completamente diverse. È una terapia efficace e sicura che ormai si fa da diversi anni e che si fa nei soggetti con emicrania cronica resistenti a almeno 2 farmaci di profilassi per l'emicrania. È una terapia che non ha effetti collaterali, che si ripete ogni 3 mesi e che ha un'importante efficacia. L'emicrania, come sottolinea il primario del reparto di neurologia Michele Vecchio, è una patologia che se non trattata può evolvere in forme croniche. L'Organizzazione Mondiale della Sanità la considera una delle principali cause di disabilità al mondo, con un forte impatto sulla vita personale, lavorativa e sociale. In Italia ne soffre circa il 12% della popolazione e nel 3% dei casi diventa cronica, con un picco tra i 30 e i 50 anni. Ad esserne colpite sono soprattutto le donne. Beh, molto interessante. Adesso parliamo ancora di medicina, perché si è aperto questa mattina a Palermo l'Expo Medicina, il salone dell'innovazione tecnologica in sanità. 4 giorni con esperti del settore e spazio anche alle visite specialistiche. Il servizio di Marco Gullà. Quasi 40 eventi diversi all'interno di una 4 giorni durante la quale il mondo della sanità siciliana si confronterà a Palermo. Innovazione, cura e avvicinamento fra mondo della medicina e cittadino è lo scopo di approfondimenti, incontri e dibattiti. Si è aperta questa mattina alla Fiera del Mediterraneo la 5ª edizione di Expo Medicina, salone dell'innovazione tecnologica in sanità. Palermo diventa la capitale della sanità. Questa unione tra Sicilia orientale e Sicilia occidentale sicuramente ha creato forza soprattutto a questo evento che negli anni sta crescendo, sta portando anche un valore aggiunto, ma soprattutto messo a confronto a quelle che possono essere le eccellenze della sanità siciliana con le altre regioni italiane. Oltre ai convegni, Expo Medicina il 29 ottobre ospiterà la prima edizione del premio Dusmet, che ha visto la partecipazione di oltre 100 progetti. A fare gli onori di casa il sindaco di Palermo. Pone attenzione a tutti i temi strategici della contemporaneità e tra questo ovviamente la sanità, che in Sicilia soffre di alcune criticità, espone certamente alcuni ritardi ai quali il governo regionale sta cercando di dare risposta. Previsto anche un Open Day della prevenzione, si avrà quindi la possibilità di effettuare visite specialistiche gratuite in numerose aree della medicina, con particolare attenzione alla diagnosi precoce e alla promozione di stili di vita sani. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, al rientro lo sport, il calcio.
Bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio, cominciamo con il Palermo che ieri in Serie B ha ottenuto la prima sconfitta stagionale contro il Catanzaro in trasferta. A decidere il match un gol di Sisse, il servizio di Marco Gulla. Per il Palermo arriva la prima sconfitta in campionato. Il Catanzaro vince al Ceravolo per 1-0 con il gol di Cissé allo scadere del primo tempo. Partita estremamente deludente per la formazione rosanero, squadra imballata e poco efficace in zona offensiva. La sensazione è che la formazione di Inzaghi non riesca a sfruttare concretamente l'enorme potenziale offensivo. Urge per il Palermo un cambiamento di rotta. La formazione siciliana, dopo la sconfitta di ieri, è scivolata al quarto posto. Andiamo alla cronaca, ci prova Diacchite subito con un diagonale ben intuito da Pigliacelli. Ritmi bassi, il Palermo con Ledo Aron e Palumbo sulla tre quarti a sostegno di Poyampalo non riesce a brillare. Catanzaro che al 44esimo fa le prove del gol, spreco colossale di Simone Pontisso che è imbeccato brillantemente da Iemello, calcia in bocca a Joronen che respinge con la gamba. Finale di tempo, palla che su un'azione rocambolesca finisce sui piedi di Gissé che batte in porta e 1-0 esplode il Ceravolo. Ripresa, 50esimo, opportunità clamorosa per Segre che scambia la grande con Palumbo dentro l'area ma spara alto sotto porta. 57esimo, Iemmella ad un passo dal raddoppio ma da zona ottimale non c'entra la porta. Entra Brunori, il Palermo prova a riprenderla, 86esimo, grandissima palla per Poyampalo sull'angolo di Palumbo ma il finlandese sotto porta schiaccia troppo e la palla rimbalza fuori. Il Palermo non ha più occasioni, la peggiore prestazione della stagione, fa maturare il primo KO. Non abbiamo fatto un primo tempo all'altezza, sono molto arrabbiato per quello. Poi il secondo tempo la squadra ha fatto, ha creato, potevamo anche pareggiarla, però non abbiamo approcciato come sempre, anzi forse siamo partiti bene, ma poi dal 15esimo al fine primo tempo una squadra come noi non può prendere un gol da rimessa laterale con l'altezza e i centimetri che abbiamo. Dobbiamo avere più cattiveria, poi la squadra del secondo tempo ha reagito, probabilmente meritava di pareggiare però. Adesso in Serie C, Catania tra poco in campo contro la capolista Benevento al Massimino, il servizio. Sono 24 i convocati da Mimmo Toscano, ma la sensazione è che saranno gli stessi 11 che hanno battuto la Salernitana a dare l'assalto al Benevento. Da un big match all'altro per il Catania che battendo i Sanniti potrebbe ritrovarsi in vetta al campionato quantomeno per poche ore, visto che la Salernitana alle 20:30 riceve la Casertana. Sfida che non ha bisogno di presentazioni al Massimino che, complice la giornata quasi estiva, va verso il pienone con i biglietti delle curve esauriti da giorni. Lecito ipotizzare un nuovo record stagionale di presenze, 18.777 la scorsa settimana. Lanciato da 3 vittorie consecutive e privo solo degli infortunati Raim e Martic, Toscano si affida all'esperienza e soprattutto ad un sistema di gioco collaudato. L'unico dubbio riguarda il ruolo di partner di Di Tacchio in mediana. Quaini, titolare nelle ultime 3 uscite, si gioca da favorito una maglia con Aloi e Corbari. Confermato il terzetto offensivo con Lunette e Cicerelli in appoggio a Forte. Disponibile anche Caturano, tornato ad allenarsi con il gruppo dopo aver smaltito le noie alla schiena, ma destinato alla panchina almeno dall'inizio. E scende in campo anche la collaudata squadra di Diretta Stadio, che andrà in onda a partire dalle 14. Calcio d'inizio al Massimino alle 14:30, dirige Marco Di Loreto della sezione di Terni. Torna alla vittoria il Siracusa, sempre in Serie C, che ieri ha battuto per 4-1 il Casarano. Il servizio. Una vittoria per ripartire, il Siracusa ritrova grinta, gioco e gol travolgendo il Casarano con un perentorio 4-1, ma per la squadra di Turati, che nel primo tempo era andata sotto, è stata tutt'altro che una passeggiata. Il successo comunque vale ben oltre 3 punti, restituendo fiducia e identità ad una squadra apparsa viva, compatta e reattiva come non mai. In un primo tempo ricco di emozioni sono gli ospiti a portarsi avanti, con Chiricò bravo a sfruttare un filtrante di Malcore e a superare Farrone al 20° con un preciso tocco di punta. Il Siracusa soffre ma cresce la distanza e trova il pari proprio allo scadere della prima frazione grazie al colpo di testa vincente di Molina su punizione di Cancellieri. Nella ripresa la partita cambia volto, al 51esimo il Casarano resta in 10 per il doppio giallo rimediato da Celiento e i padroni di casa prendono pian piano il controllo del gioco. Ed è il giovane esterno Di Paolo, al 70esimo, ad inventare un sinistro giro di rara precisione che si infila all'angolino e completa la rimonta retusea. Mentre 5 minuti più tardi Frisenna cala il tris in seguito ad una respinta corta di Chior sul cross di Valente. Dopo i pali colpiti al 76esimo da Molina e poi da Di Paolo, che si vedono negare la gioia della seconda rete personale, nel finale il neoentrato Guadagni trova anche il definitivo 4-1 su assist di
di Ba, chiudendo una prestazione davvero maiuscola del collettivo retuseo. Per i Leoni si tratta di una vittoria fondamentale dal valore simbolico oltre che tecnico. La squadra, infatti, nonostante l'ultimo posto in classifica, ha dimostrato di essere più che mai determinata a risalire la china con tenacia e sacrificio. Un segnale forte dunque al campionato dei sostenitori del Siracusa, che nonostante la dura contestazione scenata da una parte della tifoseria organizzata al di fuori dello stadio, possono tornare a credere nella rinascita. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie e buon proseguimento di domenica a tutti.